1 miliardo di euro, si parla in 5 anni. Questa è la cifra che ha messo a disposizione tutto il sistema per il mondo agricolo. Penso che sia una cifra importante. È evidente che una parte di questi sono già stati spesi per il primo bando, adesso comincerà il secondo bando. Ai classici finanziamenti per il piano di sviluppo rurale sono stati aggiunti e saranno aggiunti altri 132 milioni di euro per le funzioni innovative, quindi il recupero idrico, innovazione, tutta la parte energetica, il settore lattiero-caseario che avrà soddisfazione rispetto agli investimenti che fa nel proprio territorio, e poi quindi tutta la parte comunicativa rispetto appunto a un piano che prevede dei finanziamenti che vanno sia alle aziende però anche a tutti, chiamiamoli stakeholder, tutto il sistema che a fianco alle aziende agricole fanno la promozione del territorio. Si parla di un concorso fotografico che potrebbe destare interesse tra i professionisti e non a livello veneto. Sì, questa è una iniziativa che prendiamo sulla scorta di un'indicazione della Comunità Europea, cioè di divulgazione del piano di sviluppo rurale in tutte le sue potenzialità attraverso appunto la comunicazione. Un concorso per la fotografia sarà importante perché diamo la possibilità a tutti un po' di fotografare le migliori cose che ci sono in Veneto, i migliori ambienti che ci sono in Veneto, per poi far diventare questa raccolta un punto di riferimento nella promozione del territorio, del sistema agroalimentare, del sistema promozionale, del sistema turistico. Quindi è un evento importante. Anche con questo facciamo sapere cosa stiamo facendo in regione.